Settima e conclusiva corsa dal Savio Miglio, che vede al via 12 concorrenti: Chanel DVS, Dominus Fasse, Vacant F, Ecuador CR, Princess Caviar, Dega del Ronco in prima fila, Koski Veva, Sterbo Sky High, Enea DBL, Eli Dell'Aldini, Danubio Tave e Iolo in seconda fila. Macchina che stacca velocissimo all'esterno, Dega del Ronco che cerca di sfilare e riesce in pochi battuti a superare Dominus Fass. All'esterno rimane per il momento Ecuador Vacant F. CR squalificato. Squalifica per Ecuador CR. Intanto al comando Dega nei confronti di Dominus, che poi sposta presto all'esterno e va a chiedere strada e a ottenerla. Dopo 300 metri passa dunque in vantaggio il favorito Dominus Fass nei confronti di Dega del Ronco. Il quarto iniziale viene coperto in 37. All'esterno i Vacant F, poi in corda Chanel DVS. Per corsie esterne intanto vediamo anche Princess Caviar, poi gli altri a seguire tutti in pariglia. 47,4, ritmo davvero molto blando in questo primo segmento di gara. Siamo ora completamente del giro e Vacant si è adeguata al ritmo del leader. In terza pariglia esterna vediamo invece Vasterbo Sky High davanti a Danubio Tav. Situazione che rimane immutata con il tentativo ora in terza corsia proprio di Vasterbo Sky High dopo 1 chilometro in 1:18,3. Vasterbo scatta con gran decisione, va all'esterno del battistrada Dominus Fass, li impegna severamente sulla retta delle scuderie, 400 alla conclusione. Dominus replica comunque, parziale in 13,8, rimane a contatto Dega del Ronco, gli altri più indietro. Cavalli ormai a completamento della piegata, Dominus in vantaggio, Dega in scia, all'esterno Vasterbo Sky High, completamento della piegata, addirittura d'arrivo, cerca di ripartire Dominus Fass, all'interno si lancia Dega del Ronco, poi ancora Vasterbo Sky High a centropista Danubio Tav. Nel finale controlla Dominus Fass e vince su Dega del Ronco. Al terzo finisce ancora Vasterbo Sky High, 1:15,4 con un doppio 29,3 a chiudere. E Dominus Fass, dopo il già buon rientro oggi, conferma, migliorando il piazzamento e andando a concludere vincitore contro Dega del Ronco, che è buon secondo, mentre al terzo finisce Vasterbo Sky High. La vittoria dunque per Francesco Tufano per conto del signor Francesco Gragnaniello e per il training di Giulia Teschi. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento è per martedì prossimo.